benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Rifiuti, dopo la denuncia di Schifani sulle infiltrazioni delle ecomafie, i comuni siciliani dove si fa più differenziata protestano per i costi più alti per la raccolta che fanno aumentare la Tari. Strage di Via D'Amelio, 33 anni dopo, per la procura di Caltanissetta l'indagine sui mandanti esterni va archiviata, ma la giudice del tribunale si oppone. Catania, a 2 settimane dall'esplosione a Trappeto Nord, migliaia di persone sono ancora senza gas. Residenti e commercianti esasperati. A Palermo, sequestro di beni per 220.000 euro al cantante neomelodico Daniele De Martino, che risultava nullatenente. Il padre aveva percepito pure il reddito di cittadinanza. Baby gang in azione anche in provincia, a Casteltermini, nell'Agrigentino, 8 minorenni denunciati per un raid punitivo nei confronti di un gruppo di coetanei. A Palermo, accolta dopo anni, la richiesta degli abitanti della Vucciria. Il quartiere, il cuore della movida selvaggia, sarà presidiato dalle forze di polizia tutta la notte. Pianista prodigio a soli 6 anni, Alessandro di Buseto Palizzolo nel Trapanese salirà sul palco dell'Ariston a Sanremo e in un film per la TV sarà Peppino Di Capri bambino. Calcio, nuova trasferta in Puglia per il Catania, domenica rossazzurri in campo a Monopoli, per Toscano uomini contati in difesa. In Serie B Palermo con i nuovi dal primo minuto contro lo Spezia. Bentrovati. Il piano dei rifiuti illustrato dal presidente Schifani in commissione parlamentare non sarà sufficiente a superare le infiltrazioni mafiose, è quanto sostengono le opposizioni, che criticano sia il piano che la denuncia del governatore. Intanto dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni Siciliani, arriva la denuncia di un altro paradosso. Manlio Viola. Troppi interessi, non sempre leciti, girano intorno al ciclo dei rifiuti in Sicilia. La denuncia ribadita ieri dal presidente della regione Renato Schifani, che è anche commissario per l'emergenza, durante una audizione in commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, non ha preso di sorpresa praticamente nessuno nell'isola. Reazioni quasi inesistenti nel mondo politico sul fatto statistico che mostra la Sicilia come seconda regione per illeciti nel settore dei rifiuti. Ma la soluzione, dicono invece le opposizioni, non è quella indicata da Schifani, che porta ai termovalorizzatori. Mentre il dibattito sul piano regionale dei rifiuti si anima, tocca all'ANCI Sicilia, l'associazione dei comuni dell'isola, sollevare un'altra questione che già i consumatori hanno fatto presente all'inizio dell'anno. Il sistema siciliano è al paradosso. I comuni che differenziano di più si trovano a sostenere costi più elevati per la raccolta e questo fa aumentare anche la tassa sui rifiuti. Un cane che si morde la coda e che fa dubitare i cittadini sull'opportunità di differenziare. A questo si uniscono i costi esagerati per il conferimento in discarica e la spedizione fuori regione di una parte di questi rifiuti. Nei prossimi 3 anni la tassa sui rifiuti rischia addirittura di raddoppiare in molti comuni. Una denuncia forte a fronte della quale la regione ribadisce il proprio piano, che porterà all'avvio dei lavori per i termovalorizzatori entro la fine del 2026 e all'esercizio degli impianti nell'autunno del 2028, indicato come la svolta anche sul fronte dei costi. A Caltanissetta, chiesta dalla Procura l'archiviazione definitiva sui mandanti esterni della strage di Via D'Amelio. Non sarebbero emerse prove valide, ma la GIP non concorda. Rita Cinardi. Chiesta per la seconda volta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta l'archiviazione dell'indagine sui mandanti esterni della strage di Via D'Amelio. La precedente richiesta era già stata respinta dalla GIP Graziella Luparello, che aveva chiesto ai PM ulteriori accertamenti su possibili interferenze nelle stragi di esponenti della destra eversiva e dei servizi segreti, di far luce sul suicidio in carcere del boss di Altofonte, Antonino Gioè, e sui presunti rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Giuseppe Graviano. Allo Stato, scrivono i PM, non c'è alcun elemento che consenta di
ricostruire un ruolo di esponenti della destra eversiva nelle stragi del 1992, sottolineando inoltre che è già stata archiviata l'indagine sul fondatore di Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie, mentre resta aperta quella su Paolo Bellini e che sarà processato per depistaggio il luogotenente dell'Arma Walter Giustini. Sul suicidio di Antonino Gioè risulta invece un'indagine da parte della Procura di Roma. La DDA ritiene inoltre che sulla strage di Via D'Amelio non è emerso alcun elemento che possa far ipotizzare un movente riconducibile alla trattativa Stato-mafia. Acquisite le dichiarazioni di Graviano su Berlusconi Dell'Utri, i PM non hanno interrogato il boss perché sostengono che in più occasioni abbia cercato di lanciare messaggi trasversali caratterizzati da una sostanziale incompletezza in relazione ai rapporti asseritamente trattenuti con i due politici. La GIP Luparello ha fissato per marzo la decisione. Restano aperte intanto le inchieste su mafia appalti, sulla scomparsa dell'agenda rossa e sui rapporti tra servizi segreti e massoneria nel periodo antecedente e successivo alle stragi del 1992. Palermo, il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato a Villa Belmonte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. È l'organo supremo della giustizia amministrativa nella nostra isola e di cui soltanto la Sicilia è dotata in Italia in virtù dello Statuto autonomo. Il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, De Francisco, ha sottolineato un anonimo aumento dei contenziosi nell'anno appena trascorso. Catania, a 2 settimane dall'esplosione di via di Trappeto Nord, migliaia di persone sono ancora senza gas. Residenti e commercianti esasperati. Qualcuno ci aiuti, dicono, almeno dia risposte certe. Tonino De Manna. Via Fratelli Gualandi, teatro dell'esplosione causata dalla fuga di gas a Trappeto Nord, e via Simone a San Giovanni Galermo sono distanti quasi 4 chilometri. Eppure, anche qui manca il gas. È stato interrotto la sera del 21 gennaio, quando è iniziato il calvario degli sfollati in attesa di una proposta abitativa e di migliaia di catanesi rimasti senza servizio. Attività commerciali costrette a chiudere e famiglie in gravi difficoltà perché l'emergenza gas dura ormai da 15 giorni. È una zona a dir poco popolosa, siamo nella zona nord di San Giovanni di Galermo. Arriviamo fino alla strada per San Pietro Clerenza, ancora le utenze senza gas. Io lo trovo vergognoso, non capisco il motivo, non so se ci dobbiamo rivolgere al prefetto, a quale istituzione ci dobbiamo rivolgere. Diventa una situazione veramente imbarazzante. Non si capacita questo residente. Noi abbiamo una rete relativamente moderna perché diciamo è stata tutta la tubazione, la rete gas, sicuramente è stata fatta dopo il 2010. Così vado a memoria, quindi immagino con materiali moderni e non così suscettibili di guasti. Ma come si vive senza gas? Malissimo. Si vive senza gas malissimo. Assisto a un fratello disabile e quindi ho dei problemi ovviamente, sia io sia la famiglia. L'impossibilità di fare una doccia o di cucinare sta diventando un problema persistente visto che sono passate ormai più di 2 settimane. Catania Rete Gas, supportata dal personale proveniente da ditte esterne, procede intanto al lento e graduale ripristino. Catania continuano intanto i lavori di pulizia dopo la festa di Sant'Agata. Gli operatori della Gema sono all'opera, come vedete, per rimuovere le tonnellate di cera riversate dai devoti sulla sede delle strade. Dopo l'effettuazione di verifiche da parte dei tecnici comunali sarà possibile riaprire via Caronda e un tratto di via Etnea non prima di domani. A Catania un ausiliare del traffico è stato minacciato e aggredito nei giorni scorsi da un automobilista mentre controllava le auto in sosta negli stalli blu. La MTS esprime piena solidarietà al proprio dipendente e condanna episodi di violenza come questi. Trasportava in auto 26 kg di droga, hashish e marijuana. Un giovane è stato fermato per un controllo nel quartiere di San Giorgio a Catania. Sul sedile posteriore e nel bagagliaio della vettura gli agenti hanno trovato numerose buste contenenti stupefacenti. Il pusher è stato arrestato. A Palermo, sequestro di beni del valore di 220.000 euro al cantante neomelodico Daniele De Martino,
che risultava nulla tenente. Intanto il padre aveva percepito pure il reddito di cittadinanza. Emanuela Corsi. Aveva accumulato una fortuna, Rolex, gioielli e denaro contante grazie alla musica neomelodica che lo aveva reso celebre nel settore, ma per il fisco era sconosciuto. Il cantante palermitano Daniele De Martino, all'anagrafe Agostino Galluzzo, era molto attivo su social, siti e app dove aveva caricato diversi album e video musicali e dove pubblicizzava centinaia di concerti e feste private, senza aver mai aperto una partita IVA. L'operazione della Guardia di Finanza, denominata Sold Out, partita da una verifica fiscale tra il 2016 e il 2022, ha portato al sequestro tra Palermo e Napoli di beni per un valore di 220.000 euro. Il neomelodico in passato era stato destinatario di misure di prevenzione personali, come divieti del questore che gli impedivano di accompagnarsi a persone socialmente pericolose. In diverse occasioni gli era stato anche proibito di esibirsi dal vivo. Un'attività fiorente che gli aveva permesso di accumulare in 6 anni un patrimonio di circa 850.000 euro. Proprio i profili social sono stati utili alle Fiamme Gialle per la ricostruzione del volume di affari del cantante, che risultava invece nulla tenente. Inoltre, negli anni 2018, 2019 e 2021, De Martino avrebbe omesso la dichiarazione dei redditi e per questo è stato denunciato. Dalle indagini estese anche al nucleo familiare è emerso che il padre aveva percepito 40.000 euro del reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2022, dichiarando nella richiesta del sussidio che il figlio era disoccupato. Anche il genitore è stato denunciato e disposto il sequestro per equivalente. A Milazzo una ragazzina di 13 anni è precipitata dal terrazzo di casa finendo in strada dopo un volo di 6 metri. Le sue condizioni sono molto gravi e ancora da accertare le cause della caduta. A Palermo una ragazza ha strattonato, trascinato a terra e derubato la sua vittima, una donna. E sempre a Palermo un turista americano è stato rapinato da un gruppo di giovani in centro storico dove aveva cenato. In piazza Giulio Cesare è stato accerchiato e costretto a consegnare soldi e smartphone. Violenza tra giovanissimi anche a Casteltermini, nell'Agrigentino. 8 minorenni denunciati per un raid punitivo nei confronti di alcuni coetanei. Davide Sardo. Un vero e proprio raid punitivo nella notte tra domenica e lunedì a Casteltermini, in provincia di Agrigento. Un gruppo di 8 minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni ha fatto irruzione in un'abitazione privata dove si trovavano 3 coetanei e li ha aggrediti con calci e pugni. Un'azione violenta e premeditata che ha lasciato le vittime con contusioni ed escoriazioni. I ragazzi feriti sono stati soccorsi e medicati alla guardia medica, fortunatamente senza gravi conseguenze. L'intervento dei carabinieri è stato immediato, i militari sono arrivati sul posto poco dopo l'aggressione e in tempi brevi sono riusciti a identificare tutti i componenti della baby gang. Gli 8 giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo con l'accusa di concorso in violazione di domicilio e lesioni personali. Resta da chiarire il movente dell'aggressione. Gli investigatori stanno conducendo ulteriori accertamenti per capire se all'origine dell'episodio vi siano rancori personali, dinamiche di gruppo o eventuali precedenti tra i ragazzi coinvolti. Oltre alle attività repressive, prosegue il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio per arginare il fenomeno delle baby gang e promuovere una cultura della legalità tra i più giovani. La Vucciria, cuore della movida selvaggia a Palermo, sarà presidiata dalle forze di polizia per tutta la notte. L'obiettivo della prefettura è quello di tutelare i residenti che da anni chiedono un intervento massiccio contro il degrado che regna in questo rione palermitano. Marco Gullà. Vucciria presidiata tutta la notte, da mercoledì fino a domenica, con la possibilità di allungare il presidio 7 giorni su 7. Il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica di Palermo ha deciso di aumentare gli sforzi per contrastare degrado e malamovida che regnano ormai nel rione del mercato storico del capoluogo. Le forze dell'ordine, come richiesto da anni dai residenti, presidieranno Piazza Caracciolo, cuore della movida della Vucciria, per tutta la notte e non fino a mezzanotte, come è successo nelle settimane addietro. L'obiettivo è estirpare in via definitiva la discoteca a cielo aperto al centro della piazza, dove avvengono spesso risse, accoltellamenti e spaccio di droga anche ai minori.
Apprendiamo questa notizia dalla prefettura che nei prossimi giorni aumenterà la presenza delle forze dell'ordine soprattutto fino all'alba, soprattutto alla Vucciria, dove più volte sono state raccolte le firme, sono stati presentati gli esposti, si sono fatte le fiaccolate. Negli ultimi 2 mesi gli episodi violenti alla Vucciria sono tutti avvenuti dopo che il presidio era da poco concluso. Ecco perché la prefettura allungherà i controlli fino all'alba. Noi residenti speriamo che non sia solamente una soluzione temporanea o quantomeno temporanea posta a mettere fine a tutto quello che è teatro di guerra alla Vucciria, teatro di accoltellamenti, spaccio di stupefacenti e criminalità piccola e grande. La data di inizio la stabilirà il prefetto Mariani anche in base al personale messo a disposizione da polizia e carabinieri. Forze di polizia alla notte alla Vucciria, una richiesta che anche Antenna Sicilia aveva da tempo appoggiato. A Siracusa un quartiere, il quartiere di Mazzarona, tra rifiuti, degrado e pochi controlli. I residenti infuriati si sentono abbandonati. Francesco Aloi. I residenti di Mazzarona si sentono abbandonati. Il popoloso rione di Siracusa è nel totale degrado e a confermarlo, oltre alle loro parole, sono le immagini. La circoscrizione comunale era l'unico servizio dove si faceva riferimento sia per le politiche sociali che sono assenti, ci sono le discariche perché mancano i controlli, il verde è totalmente abbandonato. Questa piazzetta vicino alla chiesa di San Corrado è stata realizzata da poco, costo oltre 60.000 euro. Si parlava di riqualificazione, ma oggi si presenta così. Facendo un giro del quartiere che conta più di 20.000 abitanti, capiamo che qui la manutenzione non esiste. Su questi marciapiedi mancano gli alberi da anni, forse decenni. E poi c'è questa rotatoria, o meglio, una piccola foresta. Quel poco verde che viene, curato, sono le siepi, ma le siepi ma è un lavoro fatto male. Tra alcuni mesi qui dovrebbe nascere uno dei 3 nuovi centri comunali di raccolta, ma i residenti storcono il naso. Siamo favorevoli al centro comunale di raccolta come servizio, non siamo favorevoli al centro comunale di raccolta davanti alle case. Chi abita qui chiede anche più sicurezza. Soprattutto la notte in queste strade le auto e le moto sfrecciano trasformandole in un circuito. E poi ogni angolo diventa un possibile punto per lo spaccio, in un quartiere che sembra fuori controllo. Al weekend arriva anche il maltempo, diramata l'allerta gialla dalla Protezione Civile già da oggi. Domenica la giornata peggiore con temporali e forti raffiche di vento. Desiree Ferlito. Weekend siciliano compromesso dall'affondo di un'altra ondata di maltempo. Queste giornate incerte e un po' grigie lasceranno presto il posto a una certezza, la pioggia. A partire da oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su Trapani, parte del Palermitano e tutta la Sicilia orientale. Domani è previsto un peggioramento, vento e precipitazioni e un brusco calo delle temperature. Durante la notte il maltempo si estenderà a tutta l'isola con piogge abbondanti e possibili temporali, specialmente tra Catania e Messina e nella provincia di Trapani. Ma la giornata peggiore sul fronte del maltempo sarà domenica. Forti piogge e temporali di forte intensità su tutta la Sicilia, soprattutto nelle zone occidentali dell'isola, previste nevicate abbondanti sull'Etna. Il peggioramento del tempo è legato alla presenza di un ciclone afro-mediterraneo che tra venerdì notte e sabato si posizionerà vicino alla Sicilia. La zona più colpita dell'isola, secondo le previsioni, sarà la parte occidentale. Questo peggioramento sarà anche accompagnato da venti di scirocco che soffieranno a tratti anche intensi, soprattutto sul canale di Sicilia, rendendo tutti i mari attorno all'isola da mossi a molto mossi fino ad agitato il canale di Sicilia e il basso Ionio. Per vedere splendere il sole bisognerà aspettare almeno fino a martedì prossimo. Musica dalla provincia di Trapani al palco di Sanremo. Il piccolo Alessandro ha soli 6 anni, è un pianista straordinario che vedremo anche nel film TV dedicato a Peppino Di Capri. Laura Spanò.
Sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2025. Lui è Alessandro Gervasi, 6 anni, soprannominato il piccolo Mozart di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani. Il giovanissimo pianista inoltre debutterà in prima serata su Rai 1 il 18 febbraio interpretando Peppino Di Capri da bambino nel film Champagne. Alessandro non è un bambino qualunque, a soli 6 anni possiede un orecchio assoluto, una dote rarissima che gli permette di riconoscere e riprodurre ogni nota con una precisione impeccabile, ma ha anche una padronanza del pianoforte impressionante per la sua età. Ha già collezionato importanti riconoscimenti, tra cui la vittoria nella sua categoria al Tour Music Fest sotto lo sguardo attento del celebre maestro Beppe Vessicchio. La produzione di Champagne è la ricerca di un bambino di 5-6 anni capace di suonare molto bene il pianoforte, proprio come il giovanissimo Peppino Di Capri. Quando hanno scoperto Alessandro attraverso un video virale che girava in rete, la scelta è stata immediata. Chi meglio di lui poteva interpretare il grande artista da piccolo? Una vera opportunità per Alessandro. Straordinario Alessandro, evviva! Adesso una breve pausa, poi il calcio. Basterà un Catania incerottato, è la domanda per la trasferta di Monopoli. Intanto a Palermo Dionisi pronto a mandare in campo dal primo minuto i nuovi acquisti contro lo Spezia. State con noi. Calcio, nuova trasferta per il Catania che dopo la sconfitta a Cerignola fa visita al Monopoli, uomini contati in difesa, in attacco inglese potrebbe essere affiancato da De Paoli. Torino De Mana. In vetta sono scappate due squadre, Audace Cerignola e Monopoli. La prima ha battuto il Catania domenica scorsa, l'altra sarà l'avversario di domenica, sempre in trasferta e sempre in Puglia. Il calendario non aiuta il Catania, che dal mercato invernale non esce certo rafforzato, e il pensiero corre all'indigesta cessione di Castellini con il difensore goleador finito al Pisa in corsa per la Serie A. D'ora in poi e fino al termine del campionato, Mimo Toscano dovrà lavorare su un gruppo che quantomeno dovrà giocarsi l'accesso ai play-off, obiettivo minimo della stagione. Contro il Monopoli sarà ancora un Catania in emergenza, aggravata anche dalle squalifiche di Quaglini e Frisenna. In 4, Gherardi, Del Fabbro, Allegretto e Geca si giocano 3 posti in difesa. In mediana dovrebbero agire Guglielmotti, De Rose, Di Tacchio e Anastasio, con Gimenez in appoggio ad Inglese e ad uno tra De Paoli e Montalto. Monopoli-Catania sarà trasmessa in chiaro su Telecolor per un altro regalo agli appassionati di Fede Rossa-Azzurra. Collegamenti a partire dalle 14 di domenica con lo stadio Veneziani, poi dalle 15 la diretta della partita e alla fine le immancabili interviste ai protagonisti. Palermo lavora per la gara di domenica al picco contro lo Spezia. Dionisi si affiderà ai volti nuovi per provare a invertire il trend negativo delle ultime partite. Marco Gullà. Marcia verso lo Spezia. Il Palermo, con una nuova spina dorsale dopo il mercato invernale, farà visita alla formazione ligure nel match di domenica al picco. Lo Spezia, terzo in classifica, ha un'altra marcia, 18 punti in più rispetto ai rosanero. Tutti i nuovi acquisti in campo. Dionisi dovrebbe scegliere di schierare dal primo minuto i 3 innesti della sessione invernale. Si tratterebbe del debutto per Audero e Poyampalo, mentre Magnani aveva già giocato contro il Pisa. Poyampalo in attacco con Brunori. Ho già sostenuto 2 allenamenti con la squadra e ho rilevato una qualità altissima nello staff, nella squadra, nel lavoro che abbiamo fatto. Naturalmente sappiamo tutti che per arrivare a ottenere risultati il lavoro deve essere umile e giornaliero, sul campo lavorare ogni giorno con costanza e impegno. La partita che ci aspetta domenica è complessa e difficile e spero di poter già subito cominciare a dare il mio contributo e che possiamo fare il nostro meglio. A centrocampo, l'unica novità nel reparto dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Gomez. Il francese potrebbe giocare al posto di Verre e prendere la posizione di vertice basso del centrocampo. Ci fermiamo qui, appuntamento per le 20 come al solito. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.